ma i grandi fatti che stanno accadendo sul piano appunto geopolitico mondiale ci dicono che ancora una volta è questo in gioco. Chi pensa di poter possedere e dominare tutto senza limiti, di farsi in qualche modo loro stessi legge per tutti, di seguire, come purtroppo qualcuno ha pure detto, mi pare, di non seguire nient'altro che non quello che io penso, senza diritto e senza altro. Mi sento con voi assetato di verità, cioè di capire davvero, di avere discernimento, per essere costruttore di pace, operatore di pace, per esserlo io, per esserlo noi, le nostre comunità. Il Papa un anno fa, quando ci chiamò a noi vescovi italiani, ci disse: le parrocchie siano luoghi di costruzione della pace, della unità, della riconciliazione. E vediamo quanto oggi questo sia necessario, perché la nostra comunità possa intendere, comprendere e quindi essere operatrice di giustizia e di pace. Questo non può accadere se non nella fede della risurrezione, cioè di una morte che soltanto la sua grazia fa diventare vita, trasforma in vita.